Buongiorno notizia. 8:37 è il momento del nostro ospite in studio. Quest'oggi il turno dell'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. E allora, al ritorno dalle festività pasquali, parliamo subito del bilancio di questa vostra attività. Ieri la 35esima edizione della Pasquetta Verde, in cosa consiste? Sì, un'iniziativa che è stata ripetuta anche quest'anno da parte del Codacons in collaborazione con altre associazioni, con Zambiente, la Federazione Europea Volontariato e altre associazioni, è volta a prevenire possibili incidenti o incendi che a volte a noi si verificano a causa di queste scampagnate, e quindi è volta anche a promuovere e diffondere una cultura ambientalista, quindi per la tutela del territorio e dell'ambiente. Quindi i vostri volontari sparsi in giro per le 9 province? Sì, volontari specializzati del Codacons che hanno presidiato le zone di maggiore affluenza in città e in provincia proprio al fine di evitare o prevenire incidenti o incendi. Come è andata? Il bilancio è positivo? Il bilancio sì, è piuttosto positivo, c'è una sensibilità maggiore, cerchiamo di contribuire ad evitare appunto danni all'ambiente, l'immondizia sparsa lasciata con incuria nei luoghi andrebbero maggiormente tutelati. Sì. E la prevenzione soprattutto degli incendi. Quindi un impegno costante da parte del Codacons proprio a tutela dell'ambiente. E questa è un'attività sicuramente meritoria, come quella che state svolgendo contro le compagnie telefoniche che purtroppo tartassano il consumatore. È il caso, ne abbiamo parlato anche in passato, qualche settimana fa, degli aumenti delle tariffe che sono stati imposti da alcuni gestori. Voi avete inviato una nuova segnalazione ad Agcom e Antitrust per verificare in particolare l'operato della compagnia telefonica TIM. Cosa è accaduto? Sì, proprio dal blocco che era stato imposto dall'Antitrust dal 21 di marzo a seguito della denuncia del Codacons l'esistenza di un possibile cartello tra operatori telefonici. In realtà riceviamo delle diverse segnalazioni dell'aumento dell'8,6% da parte della compagnia TIM e quindi il Codacons si è prontamente attivato anche proprio per chiedere la restituzione degli aumenti, proprio perché l'Agcom l'Antitrust aveva proprio imposto questo stop. Quindi un aumento non da poco, tra l'altro, 8 e 6%. Sì, è stato segnalato e si è stimato appunto l'8% già in bolletta. Sì. Quindi un ulteriore esposto all'Agcom e all'Antitrust proprio per bloccare questi aumenti e imporre alla società appunto eventuali restituzioni degli aumenti indebiti che sono stati già calcolati in bolletta. Quindi laddove si trattenesse sarà valutata anche la possibile configurazione dell'ipotesi di reato appunto di reati di truffa e in osservanza dei provvedimenti dell'autorità. Quindi cosa consigliate ai clienti? Di rivolgersi a voi per essere tutelati? Sì, vigilare sulle bollette quindi che arrivano e nell'eventualità si riscontrino degli aumenti di rivolgersi anche al Codacons per essere tutelati. L'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons, rimane con noi in studio ancora per darci utili consigli, quindi restate all'ascolto. Buongiorno notizia. 8:52 ancora in studio con il nostro ospite, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Stiamo parlando di, in questo caso, ripresa dalle festività, e c'è una notizia sicuramente negativa per le famiglie, perché sul fronte Istat si registra una ripresa dell'inflazione nel mese di marzo, più 0,9%. Questo cosa comporta, avvocato? Che le famiglie sono costrette in media a registrare dei rincari nella spesa e nei consumi.
Sì, ci sono dei rincari stimati dal Codacons circa 273 euro annui per famiglia e 352 euro per nucleo di 4 persone, diciamo. Quindi abbiamo una spesa dal punto di vista alimentare. Ecco, per mangiare si spende di più soprattutto. Per mangiare appunto una stima di 65 euro su base annua e un'inflazione che incide anche sui trasporti, perché anche sul settore dei trasporti aumentano i prezzi sostanzialmente di circa 58 euro come stima annui, quindi cattive notizie che derivano appunto dall'inflazione e dall'aumento del rialzo dei prezzi in vari settori. In quei settori soprattutto dove le famiglie spendono di più solitamente, perché si parla appunto di trasporti e di cibo, quindi. Sì, settori dove difficilmente si riesce a scappare. Ecco, infatti, e siamo tartassati ancora una volta, così come avviene per le tariffe di luce e gas, perché dal 1° aprile ci sono degli abbassi dell'8% e del 5,7% per quanto riguarda il gas, ma non è tutto oro quello che luccica. Perché? E infatti da un lato scende il costo dell'energia all'ingrosso, quindi dovrebbe corrispondere in teoria a una consistente diminuzione delle bollette, insomma il costo delle bollette, ma in realtà non è così, si fa in modo che non ce ne fanno accorgere un po' della diminuzione del prezzo, proprio perché la tassazione aumenta, una pressione fiscale ormai direi quasi insostenibile. A partire dal 1° aprile già è aumentata una tassazione che arriva a 35,78% su ogni singola bolletta e di tasse, oneri di sistema che addirittura arrivano al 22,44%. Se poi guardiamo al settore del gas, questo è ancora di più, perché si stima un 42,50% di imposte e oneri su ogni singola bolletta, quindi una grossa fetta di ciò che paghiamo in ogni singola bolletta se ne va in tasse. Sul fronte, diciamo, delle speculazioni che ci sono nel mercato all'ingrosso, il Codacons ha anche fatto un ricorso al TAR della Lombardia sugli aumenti delle tariffe gennaio di quest'anno. Attendiamo appunto l'esito di questo ricorso in queste settimane. L'unica associazione appunto che si è battuta sin dal 2016 per contro il rincaro delle bollette disposto dall'autorità. Tra l'altro abbiamo parlato di percentuali. Secondo il presidente del Codacons Carlo Rienzi, questo significa che su base annua ogni singola famiglia paga quasi 191 euro di tasse e oneri in più sulla bolletta della luce e ben 443 euro di imposte per il gas. Infatti. Sono cifre che fanno riflettere. Sì, e che tagliano le gambe soprattutto a una famiglia. Indubbiamente. Insomma, abbiamo parlato di tanti aumenti. Purtroppo il mese di marzo ci porta in dote, oltre a questi aumenti di luce e gas, anche quelli che abbiamo visto prima per mangiare e anche sul fronte dei trasporti. Con l'avvocato Carmelo Sardella parleremo di altri casi che stanno a cuore al Codacons, che difende i consumatori anche in questo caso, quindi restate con noi. Buongiorno Notizia prosegue.